Una buona giornata, ben trovati, eccoci con Focus TG in questo giorno in cui domina la cronaca naturalmente le nostre edizioni dell'informazione. Avremo diversi collegamenti per parlare di furti, di incidenti purtroppo stradali anche molto gravi come quello accaduto a Vittorio Veneto, ma torniamo innanzitutto sul giallo di Torri di Quartesolo e la morte di Diana Canevarolo, perché dopo l'autopsia che è stata eseguita ieri e che ha escluso di fatto una morte causata da una caduta, escludendo quindi che quel trauma alla testa possa essere stato provocato appunto cadendo e battendo la testa, si indaga ora per tutt'altro reato, si indaga per omicidio e si parla di un'aggressione. Sentiamo. A Torri di Quartesolo l'inchiesta sulla morte di Diana Canevarolo prende una direzione sempre più netta. Non una caduta, ma un'aggressione. La donna, 49 anni, dopo cena era uscita di casa. Viveva nella taverna del condominio di Via Zara, un ambiente separato dall'abitazione principale. Quella notte non ha mai dormito. Le ultime tracce di Diana portano verso la panchina bianca del cortile. Lì potrebbe essersi consumato l'attacco. Un colpo alla testa nella parte sinistra e una lesione al collo incompatibile con la caduta. Il figlio dice di aver visto la madre che non è rientrata. Non può essere caduta, le hanno fatto qualcosa. A ritrovarla agonizzante alle 5:30 il compagno Vincenzo Rena, operaio della Valbruna. Sangue nel cortile vicino alla panchina bianca, ipotermia, trauma gravissimo. L'autopsia conferma, i segni non sono compatibili con un impatto dall'alto, né una caduta. Il legale della famiglia, Cesare Dalmaso, è netto. Diana è stata sorpresa all'esterno e colpita. Non sappiamo con cosa, ma è stata colpita. La squadra mobile ora sta ricostruendo gli ultimi movimenti della donna. L'uscita serale, i minuti sulla panchina, i telefoni, le telecamere. La procura procede per omicidio contro ignoti, un enigma che ora è una certezza. Quella notte qualcuno che parlava veneto e che un testimone ha sentito ha incontrato Diana, e non per caso. Vedremo come si evolverà naturalmente questo giallo di Torri di Quartesolo con la tragica fine di questa donna di 49 anni. Andiamo all'altro tema che tiene banco in queste settimane, quello della violenza giovanile con le ripetute aggressioni. Vi abbiamo raccontato di quelle di Porta San Tommaso a Treviso nello scorso fine settimana con 4 ragazzi trevigiani picchiati. Andremo a risentire la vicenda di un giovane di Castelfranco Veneto che a Roma è stato pestato per aver messo gli occhi sulla ragazza sbagliata, così gli hanno detto i suoi aggressori, ma dal trevigiano arriva anche un'altra storia che ha come protagonista un sedicenne. A parlare è la sua mamma, una donna che parla del suo dramma ai nostri microfoni, non rendendosi per ovvi motivi riconoscibile. Il figlio reclutato dalle baby gang ci ha raccontato la spirale della droga e della violenza, una mamma disperata che chiede aiuto alle istituzioni. L'ha incontrata Francesca Bozza. Com'è la vostra vita da 2 anni? Non va bene perché nostro figlio non sappiamo dov'è, cosa fa, siamo molto preoccupati per la sua salute, anche perché si fa del male a se stesso e agli altri. Suo figlio ha 16 anni e fa uso di sostanze? Sì, l'ho visto io a casa, lo fa tranquillamente, fuma dappertutto, sui treni, su centri commerciali, non ha paura di nessuno. È stato in qualche modo reclutato da altri giovanissimi per far parte di una baby gang? Sì, penso che è dentro una baby gang, che lui è sottomesso e fa delle cose che gli altri che vogliono che faccia perché magari ha paura o ha bisogno di soldi e deve fare quello che gli altri dicono di fare. Voi sapete se si è reso responsabile di atti di violenza in giro? Non lo so, ho tanti segni nel corpo. Violenza che è anche all'interno delle mura domestiche nei vostri confronti? Sì. Quando succede? Quando lui magari
deve prima di andare via mi ricatta e mi affronta e io devo stare zitta, se no mi mette le mani addosso. È anche armato? Aveva dei coltelli sì, li ho trovati, taglierini, li nasconde, voleva procurarsi un'arma. Tra l'altro vi fa delle minacce anche molto pesanti per il futuro. Sì, ha detto che quando lui ha 18 anni ci vuole sterminare. Gli credete? Non lo so, perché ha un problema della DHD del comportamento e non vuole essere curato. E vi siete resi conto che non ci sono dei centri che possono accoglierlo, aiutarlo anche in modo forzato? Non è possibile effettuare un TSO per i minorenni? No, da quello che ho capito solo in Emilia Romagna, cioè si può fare il TSO ai minori, più che altro per tenerlo buono, tranquillo e non fargli del male alla gente o a se stesso. Siamo preoccupati. Prima si è parlato del TSO, è un atto difficile, pesante, se richiesto anche da una famiglia. Io glielo farei fare per prendere i suoi farmaci, sì. Per salvarlo? Sì. Per salvare la famiglia? Sì, piuttosto di vederlo giù per un fosso o che lui uccida qualcun altro. Ha preso talmente tanti verbali, la comunità non si trova, ce ne sono troppo poche per questi ragazzi, perché ci sono tanti problemi da risolvere, penso, in Italia. Voi l'avete denunciato? Sì, tante volte. Non è una cosa facile da parte di un genitore. No, sono arrivata all'estremo. Avete paura di lui? Abbastanza. Io voglio solo il bene di mio figlio, non voglio che finisce in carcere, perché sennò viene fuori che è un bandito, peggio di prima. Bisogna trovare un centro, una comunità che lo accolga, che finisce anche gli anni di studio e che lo aiuti e speriamo che diventi come prima, speriamo. Com'era prima? Era diverso, era il mio bambino. Non lo riconosce più? No, è un mostro. Questa è l'intervista raccolta dalla nostra Francesca Bozza a una mamma, l'avete sentito, disperata perché in casa il figlio sedicenne è diventato addirittura, ha detto, un mostro, perché un genitore arrivi a usare queste parole, naturalmente la situazione è ormai al limite. La nostra Francesca Bozza, che in realtà adesso in questo momento si sta occupando di un altro caso di cronaca. Siamo a Vittorio Veneto, dove questa mattina davanti a un supermercato è stata investita un'anziana sulle strisce pedonali, pare da parte di un altro pensionato. La donna è gravissima e quindi Francesca, a te per gli aggiornamenti. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Confermiamo che le condizioni dell'anziana investita questa mattina sono molto gravi. Il codice rosso con il quale è stata trasportata in ospedale dai sanitari del SUEM, che l'hanno a lungo rianimato, operazioni che sono andate avanti per diversi minuti proprio sul posto. Siamo in via Cadore, all'incrocio con via Giacomo Boni, di fronte al supermercato Lidl. È qui che intorno alle 10, pochi minuti prima delle 10, l'anziana stava attraversando la strada su queste strisce pedonali quando è stata travolta da una Panda condotta da un pensionato del posto. L'uomo si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi. Come detto, i sanitari del SUEM sono intervenuti in pochi minuti con l'ambulanza e l'elicottero che è atterrato nel campo sportivo qui vicino, e dopo aver stabilizzato l'anziana l'hanno trasportata in ospedale. L'uomo al volante avrebbe raccontato di essere stato accecato dal sole che effettivamente, se in altre zone della provincia in queste ore c'era una fitta nebbia, qui a Vittorio Veneto invece splende un bel sole. Sarebbe stato proprio il sole alla causa dell'incidente. L'anziano ha raccontato di non essersi accorto della presenza della donna proprio accecato dal sole, di essersi fermato solo quando ha sentito l'impatto, il botto. A quel punto è immediatamente sceso e ha
ha chiamato il SUEM. Naturalmente l'uomo è sotto shock, le indagini sono tuttora in corso da parte degli agenti della Polizia Stradale di Vittorio Veneto, che devono ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, intervenuti insieme agli agenti della Polizia Locale per dirigere il traffico, perché la strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi, poi riaperta con senso unico alternato e solo intorno alle 11 completamente riaperta al traffico, con le conseguenti disagi al traffico in un'ora così di punta, con una strada particolarmente trafficata anche da mezzi pesanti. Abbiamo avvicinato alcuni residenti, tra cui proprio un signore che abita a 2 passi e che ci ha detto: io sono costretto ad attraversare la strada qui più volte al giorno ed è un attraversamento pedonale particolarmente pericoloso, bisognerebbe intervenire per renderlo più sicuro. Fatto sta che al momento quello che ha raccontato appunto il signore alla guida, la colpa sarebbe da imputare proprio al sole basso in quel momento, quando lui ha transitato per via Cadore. Al momento da Vittorio Veneto con Edoardo Paris è tutto. Se non ci sono domande ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Francesca Bozza per questo aggiornamento su questo gravissimo incidente. Naturalmente con le prossime edizioni cercheremo di capire come sta l'anziana che appunto è rimasta gravemente ferita in questo scontro con un'auto. Apriamo la pagina sempre purtroppo molto ampia dei furti. Ci colleghiamo in diretta dalla zona del Bassanese, da Pianezze, con Federico Fusetti, perché c'è stato l'ennesimo raid in un territorio che ormai è davvero battuto quotidianamente. Federico, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Focus TG, buongiorno da me e da Renzo Rigon. Siamo con il sindaco Luca Vendramin, buongiorno e grazie. Perché ancora una volta una raffica di furti, e non è la prima volta perché sono passati pochi giorni da quando già altre case sono state colpite. Siamo in una zona residenziale e che notizie le arrivano, sindaco, perché gli ultimi colpi o tentati colpi sono proprio di poche ore fa. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Ieri sera, dopo un periodo di calma durante l'8 di dicembre, sono arrivati vari messaggi a me come WhatsApp o sui social, di cui chiedo di evitare magari, dove segnalavano furti o tentati furti, no? Questo crea appunto un senso di impotenza e di angoscia da parte dei cittadini, anche di allarme continuo. Poi qualcosa stiamo facendo, ma adesso ci facciamo raccontare. Qui siamo a Pianezze, che è tra Marossica e Colceresa, quindi sud-ovest, diciamo così, di Bassano. Quindi diciamo parliamo di episodi di ieri pomeriggio anche. Sì, iniziati intorno alle 18 e terminato l'ultimo alle 21:15, 21:10, 21:15, con un tentato furto da una famiglia con bambini. Il suo stato d'animo qual è, sindaco? È arrabbiato? Beh, molto, anche perché dopo 3 volte che li ho avuti io in casa, io so esattamente cosa provano i cittadini, quindi mi dispiace molto per loro, no? Questa situazione che è tipica, insomma, del cambio dell'ora, che è tipica del mese di dicembre, ogni anno è ciclica, e quindi ci rovina un po' le feste da qualche anno a tutti i cittadini, insomma, no? Adesso cosa ha in mente di fare? Lei ha già, insomma, in mente di qualche iniziativa? Beh, sicuramente sono già d'accordo che faremo una assemblea con i capi famiglia, come si faceva una volta. Quante sono le famiglie del suo comune? 882 famiglie ci sono a Pianezze. Farò una riunione in sala consiglio dove cercheremo di istruire a quali siano le norme di comportamento, no? Quindi quello che è la resistenza passiva dell'abitazione, le inferriate, tenere chiusi gli scuri, cioè quei consigli pratici che servono ai cittadini per in qualche modo proteggersi, perché sappiamo che i furti in abitazione avvengono specialmente nelle case che sono più facili da aggredire, quindi quelle che hanno meno sicurezze passive, no? Quindi questo è importante che i cittadini lo sappiano, perché stanno nascendo all'interno del comune diversi gruppi WhatsApp, uno per quartiere circa, dove io faccio parte in tutti questi gruppi, i quali mi rimbalzano segnalazioni o altre. Siamo in contatto sempre con le forze dell'ordine, che ringrazio, no? Che sono presenti sul territorio. Qualcuno sui social scrive ma dove sono i carabinieri, dove sono, che non si vedono mai. In realtà è meglio che non si vedano, no? Perché questo è lo scopo, ma in realtà ci sono e li ringrazio, sono sempre presenti. Ieri sera
facendo il percorso Marostica Colceresa ho trovato i carabinieri, la polizia locale e la guardia di finanza, quindi ci sono. I controlli ci sono, però dobbiamo in qualche modo aiutarci, no? E per superare questo momento di, come dire, paura collettiva, che non deve essere, no? Questo allarme collettivo, ma essere attenti, quello sì, bisogna essere attenti durante il giorno per movimenti, in modo da segnalare con tempestività queste cose, no? Grazie al sindaco Luca Vendramin, poi ci aggiorneremo naturalmente sulle iniziative di Pianezze. Lina, io e Renzo Rigon ti restituiamo la linea. Grazie ai colleghi, grazie al sindaco. E allora la testimonianza da Pianezze che segue di poche ore quelle arrivate da Cartigliano, anche quel territorio finito nel mirino dei ladri, con il drammatico racconto di uno dei derubati. C'è dolore, c'è malessere, c'è, diciamo, inquieto vivere, nel senso che io non riesco a riposare e sono affranto, ecco, tutto qui. Rimane una ferita profonda. Rimane una ferita grossa, soprattutto per quello che insomma è stato portato via, sono gli affetti familiari, i ricordi di papà e tante robe, insomma. Gli occhi lucidi, la voce tremante raccontano lo shock che Alen Stacchio sta vivendo in queste ore dopo che i ladri hanno violato la sua abitazione di via San Giuseppe a Cartigliano. La famiglia Stacchio era fuori città, i malviventi sono penetrati da questa vetrata che si trova sul retro della casa. Una volta dentro hanno avuto il tempo di mettere tutto a soqquadro, di smontare anche i condizionatori e persino di sedersi a tavola. Hanno praticamente aperto il frigo, hanno deciso anche di sedersi a tavola, quindi aprire un po' dell'acqua e via dicendo, e quindi ieri ho deciso con la moglie insomma di entrare e cercare di buttare via il possibile, e poi diciamo c'è un po' di abbigliamento, l'abbiamo portato a lavare. Io non so se riuscirò ancora a indossare certi abiti. Il senso di ansia e di dolore accompagna il racconto di Alen Stacchio. Hanno cominciato ad entrare dai nostri vicini, sono due persone anziane, hanno sfondato la porta dietro e sono entrati praticamente fino su in camera, hanno puntato la pila. La signora ha chiamato subito praticamente il nome della figlia e da lì sono scappati giù, praticamente sembravano una squadra di tori. Quello che sono felice è che praticamente eravamo fuori, è la cosa più bella, perché a volte capita anche che con gli impegni lavorativi lasciamo qui magari la bimba per un aiuto compiti e via dicendo, anche magari solo per poche ore, però diciamo che da oggi, l'altro giorno, la mia vita è un po' cambiata. L'importante è che ci vada via questa cosa un po' dalla testa, perché il fatto psicologico è proprio quello che dà più fastidio, insomma. Non bisogna farsi giustizia da soli, conclude Stacchio, servono però maggiori controlli. Sicuramente dalle forze dell'ordine qualche passaggio in più dedicato, staremmo sicuramente un po' più tranquilli la notte, ecco. Allarme furti che è, lo avete sentito, riferito purtroppo a tutto il territorio del Bassanese, e anche i comuni cercano di incrementare i controlli. È un'escalation di furti senza fine, quella che si sta registrando nel territorio bassanese. Da Pianezze a Rossano Veneto, da Bassano a Tezze sul Brenta, da Romano Dezzelino a Cartigliano. L'allarme cresce, la gente ha paura, non si sente sicura neppure dentro casa. Siamo in stretto contatto con le forze dell'ordine, che non mancano mai di darci i giusti suggerimenti e di essere presenti quando vengono chiamati. Per questo mi voglio collegare alla sensibilità del rapporto di buon vicinato, inteso che se c'è qualcuno che magari deve lasciare l'abitazione per qualche giorno, farlo presente al proprio vicino in modo tale da prestare quella giusta attenzione. Ci viene continuamente ricordato in questo periodo, perché l'orario, quello critico, è sempre dalle 4:30 alle 7, ok? Quindi lasciamo sempre qualche luce accesa, mettiamo magari un po' di musica per far capire che c'è qualcuno in casa. Capisco che sono delle cose magari, però potrebbero essere utili anche queste. Controlli di vicinato, sistemi di videosorveglianza, servizi straordinari di pattugliamento del territorio.
Anche le amministrazioni comunali in questo periodo cercano di far fronte all'emergenza sicurezza. Stiamo aumentando la possibilità di andare in pattuglia con la nostra polizia locale, oltre alla collaborazione con le altre polizie locali e con i carabinieri. E l'appello che mi sento di fare, sapendo cosa si prova, perché l'ho vissuto in prima persona, subire un furto in casa, di dotarsi di accorgimenti, anche delle piccole telecamere, dei piccoli sensori che ci allarmino almeno quando siamo in casa, in modo tale da non essere sorpresi. Naturalmente è importante segnalare alle forze dell'ordine persone e movimenti sospetti. Pattugliamenti dei quartieri contro i furti anche a Noventa Padovana, sono state recuperate 2 auto rubate, anche qui i furti sono un'emergenza, aumentate come avete sentito anche in quel territorio le pattuglie della polizia locale e ci sono i primi risultati. Chiara Gaiani è in diretta con Sandro Ponchio proprio da Noventa col sindaco Marcello Bano. A te. Sì Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Purtroppo anche Noventa Padovana è stata toccata da questa escalation di furti in quest'ultimo periodo. Ci troviamo in uno dei quartieri più bersagliati del territorio comunale. La polizia locale che agisce nel distretto dei comuni del Brenta però ha messo in campo dei pattugliamenti che avvengono solitamente quindi in auto ma anche a piedi e sono stati anche potenziati, sindaco. Assolutamente sì, diciamo che i servizi sono 2, uno attraverso i mezzi e quindi attraverso le pattuglie, l'altro invece appiedati e soprattutto con l'estensione dell'orario che non terminerà più alle 19 ma proseguirà fino alle 21 di sera, questo per cercare di dare maggior sicurezza alla cittadinanza. Qua per esempio ci troviamo a Noventa Padovana, soprattutto in via Ugo Foscolo, che è stata nei mesi scorsi pesantemente oggetto di questi delinquenti, quindi abbiamo potenziato non solo le pattuglie a piedi e con i mezzi ma anche il sistema di videosorveglianza con altri 12.000 euro di telecamere. Dopo noi ci fermiamo fin là perché non sappiamo durante le indagini quello che succede, perché noi più di fornire alle forze dell'ordine, che ringrazio sempre per la disponibilità per il lavoro, però non sappiamo cosa succede. Una volta che noi diamo le registrazioni, diamo le immagini, diamo le targhe, a quel punto là noi possiamo fermarci e come ho detto più volte, in questo momento la normativa non è che ci dia una gran mano a noi amministratori, perché in un paese normale i delinquenti dovrebbero essere in galera, ci dovrebbe essere una certezza della pena, invece purtroppo vediamo che continuano a esserci queste scorribande e questi furti e spaccate che non vanno assolutamente bene e sono purtroppo dei crimini molto molto odiosi, perché vanno a colpire proprio quei pochi beni che le persone hanno in casa oppure hanno sulla macchina. Ecco, ci sono stati i primi risultati però nella vicina Stra, anche se siamo in provincia di Venezia. All'interno di questo sistema, grazie alla collaborazione dei cittadini, sono state recuperate 2 auto che erano state rubate. Sì, soprattutto perché noi abbiamo deciso di prendere una strada molto complicata, molto difficile, che è quella di consorziarci e quindi di mettere insieme il personale di 4 comuni, 2 della provincia di Padova che sono Sanaura e Noventa, che è il capofila, Stra e Vigonovo della provincia di Venezia. Questo ha consentito di poter estendere il servizio, ma soprattutto di dare dei risultati concreti, tipo a Stra di aver immediatamente recuperato 2 auto. Una era un Alfa 156 che era stata rubata e grazie alle segnalazioni dei cittadini fatte alle forze dell'ordine l'abbiamo recuperata immediatamente e restituita al proprietario, che era naturalmente ben contento. Ecco, questo secondo me è il modello corretto, come viene utilizzato anche nella federazione del Campo Semperese, quello di mettere insieme più personale di più comuni per avere un unico corpo di polizia locale. E dare più risposte ai cittadini. Assolutamente sì, perché adesso quello che viene chiesto alle varie amministrazioni è quello di dare servizi e quindi dare maggiore sicurezza. Questo lo puoi fare solo se ti consorzi con altri comuni in modo da
avere più personale da mettere in strada per garantire la sicurezza. Allora Lina, ringraziamo il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano e Sandro Ponchio per la collaborazione tecnica. Da Noventa ti restituisco la linea. Grazie a Chiara Gagliani e a Sandro Ponchio, grazie al sindaco Bano come sempre. Restiamo su questo filone, purtroppo arrestati dalla polizia 2 ladri, si tratta di 2 giovani tunisini, uno dei 2 è stato sorpreso dentro un locale di Abano Terme che è stato circondato dagli agenti. L'operazione di controllo è partita nel cuore della notte dell'8 dicembre quando, intorno alle 4:30, da un locale di Abano Terme è scattata la segnalazione di avvenuta intrusione alla centrale della questura di Padova. Arrivati sul posto, 3 equipaggi delle volanti hanno circondato l'edificio che si trova in via Romana Aponense e sono entrati. Qui hanno trovato un tunisino di 22 anni che stava tentando di forzare alcuni cassetti e che ha provato a garantirsi la fuga colpendo gli agenti con calci e pugni, tanto che 2 poliziotti hanno avuto una prognosi di 10 e 5 giorni. Alla fine il giovane è stato fermato e arrestato. Poco dopo, in un camper nei pressi dove quest'ultimo viveva, la polizia ha arrestato anche il complice, un tunisino di 21 anni. I 2 hanno diversi precedenti per spaccio e furti in abitazione. Il 21enne irregolare, il 22enne un permesso di soggiorno come richiedente asilo. Indagini sono in corso per capire se i 2 tunisini sono responsabili di altri furti avvenuti nella zona con le stesse modalità. Furti nelle abitazioni, furti nelle attività commerciali, ma è davvero incredibile il furto che si è verificato poche ore fa a Rialto. Vi mostriamo il video, eccolo qua, di una donna che ha rubato, la vedete, un'imbarcazione per la consegna di merci e di pacchi a Rialto, si è schiantata contro il ponte, ma prima ha anche danneggiato una balaustra, ve la faccio vedere in una successiva fotografia con tutti i danni incredibili. Eccola qua, che immaginate ha un patrimonio storico inestimabile come quello di Venezia. Ha rubato questa imbarcazione sotto gli occhi dei passanti, sotto gli occhi increduli dei turisti, provocando questo genere di danni. Vi daremo ulteriori aggiornamenti naturalmente nel corso del nostro Focus TG su questo incredibile, assurdo, folle viene definito nei siti furto a Rialto. Sempre contro il degrado, contro lo spaccio in particolare, si articola l'attività del nucleo operativo speciale della Polizia Locale di Vicenza, che ha tracciato il bilancio degli ultimi 6 mesi, quasi 100 operazioni messe in campo, sequestrate 1300 dosi di stupefacenti. Per noi ci sono in diretta Luisa Bertini e Simone Squarcina. Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con il commissario Guido Guglielmi e con il commissario Alessandro De Franceschis della Polizia Locale per illustrare questo bilancio degli ultimi 6 mesi in tema appunto di lotta allo spaccio e lotta al degrado. Numeri imponenti che parlano di 5.000 controlli sul territorio, di circa un centinaio, 95 per la precisione, operazioni messe in campo e di 1.300 dosi di sostanze stupefacenti sequestrate. Ecco, un bilancio numerico importante. Sì, importante soprattutto perché è un bilancio, stiamo parlando degli ultimi 6 mesi di attività da parte del nucleo operativo. Bilancio positivo che ha portato anche a 8 arresti negli ultimi 6 mesi, sempre in materia di spaccio su strada, e è importante perché ha portato anche al sequestro di più di 1.000 dosi. Dobbiamo anche ringraziare tantissimo le segnalazioni da parte dei residenti che ci sono pervenute, che ci hanno portato a conoscenza di ulteriori situazioni che si sono spostate all'interno magari di qualche quartiere residenziale della città, e continua comunque il nostro intervento sia sulla principale piazza di spaccio conosciuta, quella di Campomarzo a Vicenza, ma anche il controllo del resto della città, quindi nei quartieri residenziali, grazie anche alle segnalazioni che ci arrivano dai residenti. Ecco, zone calde come Campomarzo, come la zona rossa anche. Esatto, zone molto calde, sicuramente quella di Campomarzo che è anche zona rossa. Diciamo che per il momento fortunatamente nel resto dei quartieri città non sono così calde, ma che comunque se i problemi si spostano noi cerchiamo di intervenire per debellare i problemi che si sono spostati.
Altro fronte attenzionato è quello relativo ai bivacchi che soprattutto in alcune zone della città destano un po' di preoccupazione da parte dei cittadini. Mi riferisco alla zona di Monteberico o Palazzo Chiericati. Come sta andando su questo fronte? Allora, diciamo che sta andando bene, nel senso che sono assolutamente sotto controllo. Noi siamo in linea con i numeri passati. Abbiamo una leggerissima flessione che però viene compensata, che abbiamo fatto i controlli della zona rossa che ha redatto il prefetto. I bivacchi in centro città, vi dico i report di stamattina, parlano di 7-8 bivacchi, perciò non sono numeri importanti. Chiaramente la gente percepisce paura, però la pattuglia antidegrado è sempre sul pezzo. Abbiamo fatto ieri i portici di Monteberico, puliti tutti, e ci stiamo occupando anche dei parcheggi dove di solito vicino alle macchinette dove si paga il biglietto stazionano dei mendicanti. Mi sento di dire che noi abbiamo la situazione sotto controllo. Ecco, l'avete sentito, questa è un po' la panoramica degli ultimi 6 mesi per quel che riguarda Vicenza. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, questo dunque il bilancio. Allora noi siamo in grado di mostrarvi un altro video che ripercorre proprio il momento in cui una donna al Ponte di Rialto a Venezia, eccolo qua, ha preso il comando di una imbarcazione della FedEx per la consegna di pacchi. Vedete i passanti che transitano osservando, curiosi naturalmente, quello che sta avvenendo. Tra l'altro si vedono anche i danni causati vedete, al parapetto con questa operazione, e poi appunto la donna che quando era salita a bordo dell'imbarcazione, per muoverla l'aveva fatta ulteriormente schiantare contro di fatto le basi del ponte di Rialto. Inutile dire, una zona frequentatissima. Vedete la gente incredula che si ferma a guardare quello che è capitato. Vediamo se andando avanti, ecco qua, vedete ancora i danni, le persone che fissano questa situazione con uno scenario davvero assurdo in una qualsiasi giornata, e le prime azioni per riportare la barca in una sede più sicura naturalmente. Ecco, questo l'ulteriore aggiornamento. Poi vedremo un attimo di capire se ci saranno sviluppi naturalmente sull'identificazione di questa donna che ha creato il caos mettendosi alla guida dell'imbarcazione. Tutt'altro genere di furti, decisamente meno clamorosi, quello che avvengono invece sui taxi Aquay del capoluogo lagunare, dove non bastano evidentemente i borseggiatori, ma c'è anche chi appunto cerca di rubare in barche e taxi. A raccontarlo sono i tassisti stessi, esasperati ormai dal fenomeno. Furti a raffica su taxi Aquay e imbarcazioni a Venezia. I tassisti e i proprietari non ne possono più, chiedono più sicurezza e maggiori controlli. Vorremmo che ci fosse magari un po' più di vigilanza, soprattutto nella zona qua di Piazzale Roma, perché di sera, non so se gliel'ha detto il mio collega, qua di sera dopo le 22 è il Bronx, c'è brutta gente che gira, c'è proprio brutta gente. Non bastavano i borseggiatori, ora essere presi di mira sono anche i tassisti e proprietari di imbarcazioni. Sono passati 2 volte questa settimana praticamente, tutta a distanza 4-5 giorni. Hanno aperto i cassetti, hanno trafugato un po', non hanno rubato nulla, perché non c'è niente da rubare, perché questa qui è aperta, c'è la chiave, c'è tutto su, quindi se aprono trovano aperto appunto per non fare malanni. Se trovano invece chiuso, allora c'è il rischio che troviamo anche tutto rotto, tutto trafugato, possono anche rompere, e poi le barche sono anche molto delicate, vedete, questa è in legno, quindi è molto facile far malanni. Di solito lasciamo le barche aperte senza serrature, perché altrimenti loro si convincono che all'interno ci sia qualcosa di prezioso. In realtà è proprio per evitare danni alla barca. Ecco. Andrea non è l'unico ad aver subito. Il mio collega gli hanno rubato proprio i documenti, e rifarli è una bella rottura di scatole, perché
è anche dispendioso farli nuovi, non è che costi poco. E in più poi non puoi neanche navigare, credo, o devi star fermo qualche giorno, perché comunque è un danno grosso. Siete preoccupati? Sì, molto, perché abbiamo i borseggiatori, abbiamo questi qua che vengono a trafugare, magari sono anche le stesse persone, non si sa. Pensiamo a tutto e poi speriamo non succeda più, speriamo. Dopo sta denuncia speriamo bene. La richiesta è sempre la stessa. Più controlli e che diano più autorità, soprattutto anche i controlli, perché dopo sta gente viene presa, portata in centrale e non gli fanno niente. La colpa non è neanche di questi poveri poliziotti che loro fanno sicuramente il loro dovere, però dopo fondamentalmente non gli fanno niente. Così dunque a Venezia, che vive una giornata particolare non solo per il fatto di cronaca su cui torniamo subito, ma anche per l'apertura dell'udienza preliminare dell'inchiesta Palude in corso in tribunale. Ci collegheremo poi con la nostra Ilaria Marchiori che sta seguendo l'udienza per noi. Home page del Gazzettino che riporta il fatto della donna che ruba la barca di FedEx stracolma di pacchi ma si schianta contro la riva del Canal Grande. L'avete viste nella manovra abbattute le colonnine della balaustra, siamo ai piedi del ponte di Rialto. La donna sarebbe già stata fermata dalla polizia locale, chiaramente indagini sono in corso sulla dinamica oltre che sui danni che avete visto e che state vedendo contro il parapetto. Appunto vedremo che evoluzione ci sarà, se c'è una spiegazione del gesto di questa giovane donna. Nel corso della trasmissione vedremo, appunto, vedete che c'è già una foto, quindi l'identificazione è avvenuta e vedremo se avrà dato delle spiegazioni. Allora, sono stati consegnati, ci spostiamo completamente di scenario, dalla laguna alla montagna, i nuovi mezzi operativi destinati nel Bellunese, in questo caso alle forze dell'ordine per il controllo del territorio, di cui, lo abbiamo sentito, c'è una drammatica esigenza. Progetto realizzato in tempi record, un anno, grazie al contributo del Fondo Comuni Confinanti. Non è una questione perché sono arrivate le Olimpiadi, dobbiamo in qualche maniera rafforzare le strumentazioni super innovative alle forze dell'ordine, perché fondamentalmente crediamo alle forze dell'ordine. Precisazione di rigore, quella del numero 1 del Fondo Comuni Confinanti, che in tempi record, un anno appena, dal suo forziere ha portato in dote 600.000 euro per fornire le forze dell'ordine bellunesi e il corpo di polizia provinciale di mezzi e strumentazioni innovative, veicoli e un sistema di droni di ultima generazione per integrare H24 interventi terrestri e aerei. Ci sono dei territori che sono lontanissimi, ci sono delle situazioni molto particolari, ci sono dei centri abitati in alcuni luoghi che hanno 3 abitanti e in alcuni casi serve arrivare da queste persone che hanno bisogno, portare un farmaco, portare un'informazione, monitorare quello che succede e dare sicurezza. Questa iniziativa, al quale va il mio ringraziamento al Presidente, per la quale va il mio ringraziamento al Presidente dei Fondi Comuni Confinanti e al Presidente della Provincia, mira appunto ad implementare la capacità di risposta operativa delle forze dell'ordine, non solo in chiave repressiva, ma anche in chiave preventiva e di soccorso pubblico, per garantire risposte immediate ed efficaci e tecnologicamente avanzate in territori anche impervi. Per Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza una manna dal cielo per rafforzare la puntualità di intervento in un territorio orograficamente complesso. Belluno diventa così la prima provincia italiana per le dotazioni all'avanguardia che saranno utilizzate in occasione delle prossime Olimpiadi invernali, oltre che nella quotidianità. Alla provincia di Belluno il ruolo di soggetto attuatore del progetto validato dal Ministero dell'Interno. Permetterà di migliorare la sicurezza dei nostri cittadini. È il grazie che noi diamo alle persone che quotidianamente sono sul nostro territorio, tutti i nostri uomini e donne impegnati che ci permetteranno, attraverso anche queste attrezzature, di migliorare la nostra sicurezza. Tra qualche minuto andremo a collegarci da Venezia con Ilaria Marchiori che sta seguendo l'udienza preliminare dell'inchiesta Palude. Intanto noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità.
Ritorniamo in diretta con il nostro Focus TG, ancora tanta cronaca in questa nostra edizione di oggi. Andiamo nella Marca trevigiana, abbiamo parlato finora di furti, ma parliamo anche di truffe purtroppo che dilagano. Convinto a fare un bonifico di quasi tutti i suoi risparmi da un finto carabiniere, e questa volta la vittima non è un anziano ma un cinquantenne della provincia trevigiana, finito nelle grinfie di un truffatore che gli ha sottratto ben 14.000 euro. Mi ha detto del passo i carabinieri di Treviso, che poi mi hanno fatto fare il viaggio fino alla banca più vicina e mi hanno raggirato dicendomi che poi i soldi mi sarebbero stati restituiti dal magistrato, e invece non è stato così. Purtroppo io sono andato allo sportello e ho fatto sto bonifico. Prima una telefonata da Milano per sondare il terreno, poi quella dal comando dei carabinieri di Treviso da un numero che effettivamente corrispondeva a quello dell'arma, solo che a parlare non era un carabiniere ma un abile truffatore, vittima un cinquantenne trevigiano indotto a fare un bonifico che gli ha prosciugato il conto, quasi 14.000 euro. Non so neanche come ci sia cascato, perché non è il mio carattere, non so come è ipnotizzato, non so neanche come sia successo. Io non ho capito più niente, cioè non sono riuscito a dire dai, capisci che mi stanno fregando, ma non so come sia riuscito ad andare in banca a questo bonifico. Bonifico istantaneo, tra l'altro, quindi non revocabile. La scusa utilizzata dal truffatore è stata quella di mettere in sicurezza il conto della vittima da dei malviventi che si erano introdotti nel sistema della banca. Così hanno convinto il cinquantenne ad andare nella filiale più vicina a fare il bonifico. Secondo un copione ormai collaudato, il truffatore ha tenuto la vittima sempre al telefono, così da non consentirgli verifiche. Io li sentivo dal telefono e quando sono entrato in banca loro ascoltavano mentre io facevo il bonifico. Poi quando sono uscito mi hanno aspettato un po' fino a quando hanno visto che il bonifico è andato e quindi i soldi sono persi. Il cinquantenne, dopo essersi reso conto della truffa, ha presentato denuncia ai carabinieri, quelli veri. Ha voluto raccontarci l'accaduto restando anonimo, troppa la vergogna e la rabbia per essere stato raggirato così di quasi tutti i risparmi da persone senza scrupoli. Adesso in qualche maniera, se non ce la faccio con la 13ª, andrò a fare un piccolo prestito il prossimo anno. Questo dunque è il racconto che ci ha fornito. Allora siamo in grado adesso di collegarci in diretta da Venezia con Ilaria Marchiori e Simone Merlo, che stanno seguendo l'udienza preliminare dell'inchiesta Palude. Il sindaco Luigi Brugnaro ci risulta non sia in aula. È così, Ilaria, buongiorno. Buongiorno a Caterina, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici bene, l'udienza preliminare ora si è conclusa. Come hai detto tu, non era presente il sindaco Luigi Brugnaro, l'aveva già annunciato nei giorni scorsi, oggi c'è stata la conferma. Non erano presenti comunque nemmeno altri indagati in questa udienza preliminare, lo ricordiamo, nell'ambito dell'inchiesta Palude. Bene, come è andata, come si è conclusa, come ci si aspettava, con il rinvio a giudizio, ovviamente perché tutti gli avvocati presenti in aula hanno bisogno di esaminare le carte. Rinvio a giudizio che è stato proposto dall'avvocato Giovanni Caruso, rappresentante dei fratelli Ranzani e di una delle società, e ovviamente poi gli altri legali si sono accodati e concordavano. Dunque si andrà con l'anno nuovo, la prima udienza, e lì si entrerà nel vivo, sarà il 23 gennaio alle ore 10 per poi andare al 13 febbraio sempre alle ore 10 e al 4 marzo alle ore 10. L'orario è sempre quello. Molti degli avvocati che siamo riusciti a intercettare al termine di questa udienza hanno detto che si entrerà appunto nel vivo con l'anno nuovo e soprattutto in primavera. Si prevede comunque un processo
lungo, un processo impegnativo, lo ricordiamo, 34 indagati. Noi siamo riusciti a parlare con l'avvocato del sindaco Luigi Brugnaro, l'avvocato Rampinelli, che ci ha detto: il sindaco Brugnaro non si professa innocente, il sindaco Brugnaro è innocente e noi lo proveremo. Così come anche l'avvocato di Morris Ceron ha detto che la battaglia sarà impegnativa, ma che sono determinati a lottare appunto per l'innocenza del suo cliente. Dunque queste le notizie emerse da questa prima giornata, da questa udienza preliminare. Tra l'altro è stato permesso anche ai giornalisti di poter presenziare, di poter assistere, quindi una novità anche importante, e le prossime udienze, questo non l'avevo detto, si svolgeranno sempre qui in aula Bunker a Mestre, proprio anche per una questione di praticità e di capienza dell'aula. Dunque rinvio a giudizio, si parte il prossimo 23 gennaio, dunque con l'anno nuovo. Se non ci sono domande, Lina, io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori per questi aggiornamenti. Avete sentito dunque, udienza già terminata, se ne riparla dal 23 gennaio e si va soprattutto avanti. Noi torniamo adesso, abbiamo già aperto una finestra in questa trasmissione sulla violenza giovanile, giovani che aggrediscono ma anche giovani che vengono aggrediti da altri coetanei. La storia del 22enne castellano in vacanza con 2 amici a Roma, è stato preso a calci e pugni in faccia sabato sera, a 40 i giorni di prognosi rimediati, una violenza senza senso, ci ha raccontato il papà. Questi erano a volto scoperto, a parte uno che aveva il cappuccio in testa, ma gli altri erano a volto scoperto, sicché io mi auguro che vengano riconosciuti e che paghino, insomma, per quello che hanno fatto, che non si può rovinare. Poteva anche restare, se il calcio in faccia lo prende su un punto che poteva anche restare là per terra morto, ha rischiato veramente la vita. Una violenza cieca, ingiustificabile, vittima un 22enne castellano, studente lavoratore, che sabato sera si trovava a Roma per un weekend che doveva essere di svago. Con lui altri 2 amici, anche loro trevigiani dell'area di Castelfranco Veneto. Ora il ragazzo si trova al Cafoncello di Treviso dopo un primo ricovero all'Umberto I nella capitale, in attesa di una delicata operazione maxillofacciale. I fatti in uno dei quartieri della Movida romana, in piazza Bologna, al Nomentano. Il clima, racconta il padre del giovane, è quello di una serata di festa come tante. Tanto che stavano parlando, un tipo si è avvicinato e gli ha detto: stai parlando con le pischelle sbagliate. Loro stavano parlando c'era tantissima gente, parlavano tutti insieme con delle ragazze e niente, poi gli hanno detto di seguirlo su un vicolo. Richiesta che viene ovviamente respinta dal 22enne, ma è in questo momento che il provocatore viene raggiunto da 2 compagni che ben presto diventano complici. Gli hanno tirato un pugno in faccia, lui è caduto, l'hanno preso a calci in faccia, un amico suo è intervenuto e l'ha preso due pugni anche lui, senza gravi conseguenze, ma 2 pugni anche lui, e poi niente, poi mio figlio si è rialzato e ha fatto come si hanno fatto per scappare, perché avevano anche paura, e sti 4 si sono dileguati. I giovani castellani sono disorientati, raggiungono l'Umberto I in taxi, qui vengono prestate le prime cure. Gli hanno fatto una prognosi di 30 giorni, che poi qua a Treviso è addirittura aumentata a 40 giorni, perché aveva varie fratture allo zigomo, sotto l'occhio, aveva una faccia che sembrava un pugile, sembrava Rocky Balboa dopo il combattimento. Moralmente non è al massimo, diciamo, anche perché è una cosa che non gli è mai successa. Formalizzata la denuncia, si procede con le indagini. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini della videosorveglianza di una gioielleria nei pressi del luogo del pestaggio. Intanto il 22enne al Cafoncello è ricoverato nella stessa stanza del 19enne che sempre sabato sera, ma a Treviso, a Porta San Tommaso, è stato aggredito dal branco. Una coincidenza che forse racconta un fenomeno esteso, quello delle baby gang e delle botte facili. Per il padre del ferito difficile trovare un senso a tanta violenza. Speriamo che non restino segni, avere la faccia rovinata non per un incidente o per un'altra cosa, ma perché uno ti dà 2 pugni sul muso e 4 calci in faccia senza nessunissimo motivo, cioè ti fa stare, sta roba qua ti fa veramente riflettere.
Gli aggiornamenti sull'aggressione shock a Porta San Tommaso, altri 2 minori coinvolti nel pestaggio sono stati identificati. Intanto dal vertice convocato ieri in prefettura a Treviso è emersa una nuova stretta contro le baby gang. Con una diversità di vedute sui Daspo, il sindaco Mario Conte è tornato a chiedere il carcere. Continuiamo a lavorare, ci siamo detti chiaramente di intensificare ulteriormente i controlli e per questo ringrazio sia la Polizia Locale che la Questura di Treviso che il Comando Provinciale dei Carabinieri della Guardia di Finanza, perché tutti insieme vogliamo dare una risposta importante. Tira le somme del vertice in prefettura il sindaco di Treviso Mario Conte alla vigilia di festività natalizie che si preannunciano sorvegliate speciali con più uomini e dispositivi soprattutto in chiave anti-baby gang nelle zone frequentate dai giovani, e questo nelle ore in cui si circoscrivono ulteriormente i fatti di Porta San Tommaso con l'aggressione del branco sabato sera ai danni di 4 ragazzi, indagini che nelle scorse ore hanno portato gli agenti della mobile a individuare altri 2 presunti responsabili, 2 minorenni con precedenti sia in materia di reati contro la persona che contro il patrimonio. In tutto sono 6 soggetti al momento identificati, 5 gli under 18, quasi tutti sono noti per le loro scorribande. Anche per questo nella nota della Questura si dice chiaramente che si stanno valutando delle misure di polizia, quelle per intenderci introdotte dal decreto Caivano. Il riferimento implicito è ai Daspo, ora applicabili anche ai 14enni, ma sullo strumento lo stesso sindaco pare nutrire seri dubbi. Io voglio che coloro che si rendono protagonisti di violenza e che mettono a rischio anche la vita di altri ragazzi, come nel caso in particolare di uno degli aggrediti, finiscano in galera. Cioè daspi urbani, fogli di via, percorsi di recupero nella società civile e in libertà, io non li voglio più. È evidente che non funzionano e c'è un senso di impunità che sta accompagnando questi delinquenti, giovani delinquenti, nella loro vita quotidiana. Allora deve finire questo. Mario Conte che torna anche a chiedere l'abbassamento dell'età minima per la punibilità, tema sentitissimo come testimonia anche l'esito del sondaggio di Ring, con oltre il 97% dei partecipanti che si dice favorevole, ma a parlare pure la mamma del 19enne che ha riportato le ferite più gravi, ora ricoverato per un'operazione alla mascella al Cafoncello. Ringrazio la Questura, dice la donna, che chiede misure cautelari per gli aggressori del figlio perché soggetti pericolosi. Chiedono misure drastiche anche i gestori dei locali, così Marta Casarin, titolare di un bar proprio a Porta San Tommaso. Non si è tranquilli e non è giusto. Per noi esercenti che vorremmo semplicemente fare il nostro lavoro, mi auguro che vengano presi provvedimenti per queste persone. Intanto in questo locale la linea, chiamiamola anti-Maranza, ha funzionato. Nel momento in cui hanno iniziato a venire da questa parte, diciamo, della città, hanno tentato più sere di chiedere da bere e io, a parte il fatto che la maggior parte sono minorenni e di conseguenza noi non possiamo dare da bere ai minorenni, e anche per gli altri mi sono rifiutata di dargli da bere. Ci sono stati hanno avuto da ridire, però alla seconda terza sera non si sono più presentati. Per contrastare il disagio giovanile, proprio il fenomeno delle baby gang, parte a Fonte, siamo nell'Alta Marca trevigiana, un progetto che coinvolge l'intera comunità. Baby gang, giovani sempre più violenti e aggressivi, spesso armati, pronti a ferire il più fragile, quando in realtà si scopre che fragili sono proprio questi ragazzotti che si improvvisano bulli. È per contrastare questi fenomeni che stanno preoccupando l'opinione pubblica, soprattutto negli ultimi tempi, che il Comune di Fonte ha deciso di mettersi in gioco e venire incontro in maniera concreta ai giovani del paese, soprattutto i più emarginati, con la consapevolezza che le istituzioni devono essere dove sono i ragazzi, non il contrario. È da questo presupposto che parte il progetto Operatività di strada e di comunità, che vede gli educatori scendere sul territorio, tra bar, parchi, piazze, presidiando le aree più deboli, incontrando i giovani e intrecciando contatti con scuole, associazioni sportive e famiglie. Noi abbiamo voluto anticipare e prevenire un certo tipo di disagio. Ecco perché è fondamentale mettere in rete una comunità che stia per loro. Davvero, quindi questo vuole essere un progetto sentinella, possiamo chiamarlo, che prevede
prevenga questo tipo di fenomeno, cercare di anticipare quello che potrebbe essere un problema che altrimenti non saremo in grado di gestire. Primo appuntamento il torneo di calcetto che ben 9 squadre, di cui 2 femminili, con una sessantina di giovanissimi del paese, hanno disputato al Palafonte. Un primo passo che va a concretizzare il lavoro di mesi. Come siete riusciti a coinvolgerli, a farli partecipare a questa iniziativa? L'ascolto è stata la cosa fondamentale, mettersi a fianco a loro, non davanti a loro, ma accogliendo le loro istanze, le loro richieste. Questa è stata la chiave vincente, anche grazie a dei professionisti che davvero si stanno muovendo nel territorio, ma la vera chiave vincente di questo è che tutta la comunità si è attivata a supporto di questi ragazzi. E l'idea è che possa essere da esempio per altri comuni del territorio. Crediamo davvero che recuperare anche l'ultimo ragazzo sia una cosa in cui ogni istituzione deve credere e deve fare. Siamo qui per questo. E un sondaggio proprio per comprendere i ragazzi è stato commissionato dalla UIL del Veneto ed quello che ne è emerso è il ritratto di una generazione troppo legata al mondo virtuale e pronta a emigrare per trovare lavoro. Oltre 1700 giovani durante i giorni della fiera di Job Orienta hanno risposto ad una serie di quesiti proposti dalla UIL del Veneto per capire le loro aspettative sul futuro, ma anche per restituire una fotografia più aderente alla realtà che vivono. Se qualche risposta è risultata scontata, altre hanno sorpreso. Quando abbiamo chiesto quanto utilizzano il cellulare al giorno, il 45% di loro ha detto più di 5 ore. Dunque più di 5 ore attaccati al cellulare. Pensi che l'uso più spinto dell'intelligenza artificiale possa rendere più difficile trovare lavoro? Il 66% pensa di sì. Pensi di avere un futuro nel tuo territorio o dovrai emigrare? Il 40% dice che pensa che dovrà andarsene da questo territorio. Prospettive poco rosee, quindi, se 4 giovani su 10 pensano di emigrare e anche se molti desiderano una famiglia, poi non vedono la possibilità di costruirla. Il 47% di questi ragazzi pensa che sia giusto che sentono dentro di loro la voglia di formare una famiglia. Però, quando gli chiediamo ma saresti disponibile a fare un mutuo per acquistare una casa, solo il 7% dice che sarebbe disponibile a questo. Sul lavoro vorrebbero più tempo libero, desiderano sposarsi, non conoscono i sindacati e vedono internet come fonte di lavoro. Del resto, passando gran parte del loro tempo sui social, finiscono per prenderli come modelli. Quando gli chiediamo se fare l'influencer per loro è un lavoro, la maggior parte di loro ti dicono di sì. Pensano che l'università sia il futuro, eccetera. Dunque quello che noi abbiamo capito è che dobbiamo lavorare molto con questi ragazzi perché il nostro Veneto ha bisogno di manutentori, ha bisogno di falegnami, ha bisogno anche di gente che pensa, ha bisogno di tutto, ma non si può pensare di vivere in una maniera così astratta. È colpa di questi ragazzi? Sicuramente no, sono i nostri figli questi, vuol dire che abbiamo mandato dei messaggi non del tutto attenti, non del tutto giusti. Fin qui il tema dei giovani, ma torniamo anche sul caso di Liliana Resinovic, ancora avvolto, lo sapete, da il mistero, quantomeno da molte domande senza risposta. Come anticipato dai colleghi della nostra emittente Tele4, questa mattina davanti al Tribunale di Trieste è andato in scena il presidio per chiedere verità e giustizia per la donna, con parenti e amici che hanno dato sfogo ai loro pensieri. Liliana la accompagnerò fino a che potrà veramente avere la giusta pace, voglio tenerla per mano come una sorella, perché è una di noi. Fatica a trattenere le lacrime mentre ricorda la propria amica e vicina di casa. A Gabriella Micheli Liliana Resinovic manca moltissimo e chiede verità. Come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra emittente, parenti e amici della 63enne di Via Verrocchio si sono trovati davanti al Tribunale di Trieste. All'appuntamento c'erano anche Claudio Sterpini, l'amico intimo di Lilli, e il fratello Sergio Resinovic. Il 14 dicembre saranno 4 anni dalla scomparsa da casa di Liliana, ritrovata cadavere 20 giorni dopo nel boschetto di San Giovanni. È arrivato il tempo della verità, vogliamo un processo e poi ancora Lilli, io ci sono. Ecco i messaggi fatti scorrere davanti agli occhi dei cronisti durante il presidio. E poi le foto di Liliana e un dipinto che la raffigura. Commozione ma anche rabbia nelle parole di chi è stanco di aspettare e vuole verità e giustizia. Poteva succedere anche a me,
perché Liliana è una di noi e la verità sta già nei fascicoli da sempre, ci sta dentro, i colpevoli sono già scritti nei fascicoli. Poi le parole su Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie. Contraddizioni, orari, non orari, c'è stata la storia del cordino, i sacchi che non ci sono le impronte, la formattazione della GoPro, proprio poche ore dopo che il GIP dai noti dice adesso dobbiamo fare il sequestro della GoPro, del telefono. Lui regala un telefono. Ce l'abbiamo con lui perché è lui che in 3 anni e mezzo continua a dire un giorno bianco, un giorno nero, un giorno eravamo in simbiosi, un giorno così. E saranno i giudici che poi riterranno se le sue verità sono coerenti o meno. Infine le parole su quelle persone che in corso di indagini hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa, dal tecnico di laboratorio Giacomo Molinari, che aveva detto di poter essere stato lui a rompere la vertebra T2 di Liliana in fase di preparazione del corpo alla prima autopsia, all'ex ristoratore Alfonso Buonocore, che aveva fatto visita a Sebastiano raccontando che la moglie gli aveva chiesto 2 sacchi neri. A me sembrano personaggi da cabaret, perché poi appunto appare il pizzaiolo che credo si è creato da solo in una voragine che scivola e non ne viene più fuori. Ma per cosa lo hanno fatto? Per simpatia? Devo pensare peggio? A Vicenza adesso per l'inchiesta su tutt'altro tema, il crack della Banca Popolare, la Procura si prepara a decidere se chiudere le indagini avvisando gli indagati a cominciare da Gianni Zonin per l'ipotesi della bancarotta fraudolenta oppure se archiviare tutto. Intanto Luigi Ugone è stato nominato Cavaliere della Repubblica. Novità sul fronte del crack della Banca Popolare di Vicenza. I pubblici ministeri Pipeschi e Salvadori decideranno a breve l'invio della chiusura indagine agli indagati per l'ipotesi della presunta bancarotta fraudolenta di ingenti proporzioni, oppure di archiviare tutto. In cima alla lista Gianni Zonin e l'ex gruppo dirigente con Samuele Sorato, difesi dagli avvocati Enrico Ambrosetti e Lino Roetta. La decisione dei PM avviene dopo la sentenza chiave della Cassazione dello scorso luglio, la conferma dello stato di insolvenza della banca al momento della liquidazione nel 2017. Sul fronte dei risparmiatori arriva un riconoscimento per Luigi Ugone, presidente dell'associazione Noi che Credevamo, 3.000 iscritti, che è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. È un premio comunque che va a me come persona, ma che ovviamente va suddiviso per tutti i membri del direttivo che hanno da 10 anni messo tempo, passione e risorse a disposizione di questa battaglia della comunità. A che punto siamo con questa battaglia? Siamo a un buon punto perché se guardiamo da dove siamo partiti, e cioè io ricordo che il governo che ci ha azzerati aveva poi proposto un fondo da 100 milioni per risarcire i risparmiatori delle banche venete. Oggi abbiamo distribuito con il FIR, che è una norma che noi abbiamo voluto fortemente, che con i nostri tecnici abbiamo scritto al MEF. La norma non ha precedenti nel vecchio continente. Siamo arrivati a distribuire 1.380 milioni con una norma che è unica in Italia, perché lo dicono anche al MEF, che è unica in Europa, perché lo dicono anche in Europa, e che ha riportato il 40% del maltolto in tasca dei risparmiatori. Il prossimo passaggio per le vittime. Veder concluso il FIR, perché parla di 1.575 milioni, la nostra norma. Per il momento siamo fermi a 1.380 e in più c'è stato qualcuno che per motivi puramente burocratici è stato escluso. L'onorificenza sarà consegnata. Sono orgoglioso di riceverla in Veneto, al Teatro Olimpico di Vicenza. Domani invece la giornata dello sciopero generale proclamato dalla CGIL contro la legge di bilancio, naturalmente manifestazioni in tutti i capoluoghi. Andiamo a Padova con il corteo con comizio in piazza Garibaldi. In piazza contro la legge di bilancio, a Padova sarà piazza Garibaldi ad ospitare il concentramento e poi comizi nella giornata di sciopero generale proclamato dalla CGIL a partire dalle 10. Uno sciopero che il segretario generale di Padova, Aldo Marturano, spiega così.
Lo facciamo perché salari e pensioni sono sempre più poveri, lo facciamo perché il lavoro è sempre più precario e la povertà assoluta cresce di anno in anno. 100.000 giovani lasciano il nostro paese ogni anno per recarsi in Germania, Francia e Spagna, dove possono sognare un futuro. Siamo una società sempre più anziana, l'occupazione cresce tra gli ultracinquantenni e gli anziani non ricevono le cure e l'assistenza adeguate perché si pensa solo a decurtargli la pensione. Abbiamo una politica industriale profondamente in crisi, con le aziende che da quasi 3 anni hanno il segno meno nell'ambito della produzione, perdono il fatturato e cresce la cassa integrazione. Disagi per tutta la giornata sono previsti per la scuola, la sanità e i servizi pubblici, compreso i trasporti. Garantite le fasce protette per i bus dalle 6 alle 8.59 del mattino e dalle 16.30 fino alle 19.29 del pomeriggio. Per i treni regionali sono previsti servizi essenziali tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Uno sciopero per chiedere interventi al governo Meloni, conclude la CGIL. Le risorse ci sono, si combatta seriamente l'evasione fiscale, ci venga restituita a lavoratori e pensionati, vengono restituiti 26 miliardi trattenuti a causa del drenaggio fiscale, cioè a causa dell'inflazione che ha trattenuto più soldi, si faccia pagare chi ha di più, perché il principio di progressività è previsto nella nostra Costituzione, e soprattutto non si spenda così tanto in spese militari, 1.000 miliardi in 10 anni. E sempre la CGIL, questa volta a Treviso, ha presentato il report annuale dei redditi dei 70.000 trevigiani che si sono rivolti al CAF. L'analisi del sindacato: aumenta il reddito lordo, ci hanno detto, ma cala il potere d'acquisto della classe media. Oltre 70.000 le dichiarazioni dei redditi dei trevigiani che si sono rivolti ai CAF della CGIL nel 2025. Ne emerge uno spaccato interessante delle famiglie, dei bilanci e della distribuzione della ricchezza nella Marca. Il primo dato che balza all'occhio è quello dell'aumento complessivo dei redditi lordi tra il 2023 ed il 2024, soprattutto nella fascia d'età tra i 41 ed i 50 anni, che passano da 24.400 a 26.300 euro, e la fascia d'età tra i 51 e i 60 anni, dai 24.600 ai 27.200 euro. A questi aumenti del reddito però non corrisponde una maggiore ricchezza del ceto medio, erosa da inflazione e rincari. Noi chiediamo appunto che venga fatta una riforma fiscale che vada più incontro a quelle che sono le esigenze del ceto medio, perché comunque il ceto medio sotto i 35.000 euro abbiamo visto che ci sono tante persone che dichiarano questo reddito e tante persone che hanno poi difficoltà, appunto devono fare scelte di vita anche sulle cure, sulla sanità, sulla famiglia, su quali priorità dare alla loro famiglia. Ecco, noi chiediamo che una riforma fiscale veramente vada progettata anche per il futuro del Paese. Tra i dati significativi emerge, ma non stupisce, il reddito più basso delle donne rispetto agli uomini a tutte le età ed il caro delle spese sanitarie nella fascia d'età tra i 41 e i 50 anni, fascia d'età dei genitori con figli a carico che evidentemente devono scegliere come spendere le risorse familiari. Emerge sostanzialmente che la fascia più interessata da un reddito che fa fatica ad arrivare a fine mese è sicuramente la fascia che va dai 20.000 ai 35.000 euro. Sono persone che chiaramente devono sostenere spese sostanziose sia per la casa, per i figli, per la spesa stessa, e il reddito naturalmente che viene messo a disposizione non è sufficiente. Chi ha fatto il punto in queste ore sulla propria categoria sono gli allevatori veneti riuniti a Castelfranco per una tavola rotonda dopo l'accordo sul prezzo del latte per i primi mesi del 2026. Con loro anche l'assessore uscente di comparto alla Regione, Federico Caner. Noi abbiamo un'idea che la qualità veneta ha sempre pagato e pagherà ancora, però al momento non è dei migliori perché arriva prodotto da un'infinità di destinazioni diverse da quelle che erano prima, che effettivamente crea un po' di disagio e di preoccupazione.
All'indomani dell'accordo sul prezzo del latte fissato dal Ministero dell'Agricoltura, che sarà per i produttori di 0,54 centesimi di euro a litro a gennaio, 0,53 a febbraio e 0,52 a marzo, l'Associazione regionale produttori latte del Veneto si è trovata attorno ad un tavolo a Castelfranco, insieme all'assessore uscente Federico Caner, per fare il punto della situazione e indicare le strategie future. Nei mesi scorsi il mercato è stato invaso da prodotto di altri paesi con abbassamento di prezzo corrisposto ai produttori, il che ha creato disagi e polemiche. Non che i prezzi fissati risolvano tutto, ma almeno dettano il futuro. Sinceramente sarei stato preoccupato che non ci fosse stato un riferimento, perché viviamo una giungla di chiacchiere e di considerazioni, e il fatto di partire da qualche punto fermo dà l'idea che in effetti il Ministero qualcosa di buono l'ha fatto. È vero, 53 sono pochi per gli allevatori, però in un momento come questo c'era da preoccuparsi di chi aveva le disdette in mano e non poteva consegnare il latte. Un prezzo che però per qualche allevatore non è nemmeno di sopravvivenza. Probabilmente per molte stalle, per esempio nell'area alta della nostra cooperativa, della provincia di Belluno o le terre ancora più alte, sarebbe un prezzo che non è in grado di consentire la sopravvivenza alle stalle. Prezzi che non hanno inciso molto sul consumatore, ma evidentemente sugli allevatori e sui prodotti, e l'inizio del prossimo anno sarà cruciale. Quello che può succedere adesso nel 2026, i primi mesi saranno molto difficili, perché fare un prezzo a livello ministeriale non è che risolva tutti i problemi, perché che comanda è il mercato. Se il latte nel mercato ce ne sarà troppo, ci sarà dei ribassi ancora ulteriori. Contro questa invasione, per il latte veneto c'è solo una possibilità. Le nostre armi a disposizione rimangono le stesse: qualità, 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 e soprattutto dobbiamo far capire ai produttori latte che l'offerta del latte è una vecchia regola di mercato, non cambierà mai. In questo momento qualche litro di latte in più ci ha portato a preoccuparci, dobbiamo riuscire a mantenere equilibrio nel mercato, è l'unico modo per trovare serenità. C'è ora un altro break per noi, torniamo tra poco, andremo a Palazzo Balbi dove continuano oggi gli accreditamenti dei neo consiglieri regionali e abbiamo intervistato anche il neopresidente Stefani. Bentornati e ritorniamo appunto in diretta col nostro Focus TG. Ultimi 10 minuti li dedichiamo alla politica. Allora dicevamo, oggi sta proseguendo l'accreditamento dei neoconsiglieri regionali al Ferro Fini. A Palazzo Balbi al lavoro anche il presidente neoeletto Alberto Stefani, che il nostro Filippo Fois ha incontrato e intervistato. Sentiamo. Forse c'è un problema di audio, un secondo regia. Torniamo su di me, vediamo che succede. Ecco qua, c'è l'audio abbassato, nessuna paura, riproviamo. Allora, allarghiamo di nuovo l'immagine ed eccolo, ritorniamo dall'inizio. Qualcuno dice che è già tutto deciso. Ma nelle prossime ore la presenteremo. Faremo scelte di qualità che tengano conto della territorialità ma anche e soprattutto della qualità amministrativa dei componenti della Giunta. Verrà rispettato quello che si faceva precedentemente, vale a dire un assessore per provincia, naturalmente con 3 assessori donna? Tendenzialmente ovviamente questa è la direzione e credo sia assolutamente fondamentale garantire la territorialità, la parità di genere, prima di tutto la qualità delle scelte. Ci saranno anche assessori esterni? Stiamo facendo le nostre valutazioni finali, poi ovviamente quando presenteremo la Giunta vi daremo tutte le nostre indicazioni del caso. Sono confermati 5 assessori per Fratelli d'Italia? Stiamo lavorando in queste ore proprio per definirla, quindi io tutti i dettagli operativi li darò al giorno della presentazione della Giunta, come è giusto che sia. Oggi io sono già al lavoro su alcuni dossier, oggi sono qui per aspetti amministrativi che sto già affrontando perché insomma ci sono delle urgenze ed è giusto rispettarle. Devo però chiederle quello che si sta dicendo nei corridoi, che Forza Italia potrebbe rimanere fuori. No, tutte le componenti della coalizione avranno
una rappresentanza in giunta ed è giusto che sia così. Quello su cui lavoriamo ovviamente è creare una giunta di qualità e di esperienza amministrativa capace di affrontare quelle che saranno le sfide che il Veneto dovrà affrontare, e sempre con un occhio al Veneto dei prossimi decenni, perché questo è il modo con cui vogliamo fare politica e fare amministrazione. Rispetto a prima ci sarà maggiore collegialità? Diciamo, gli altri partiti di centrodestra sostenevano che prima le cose venivano decise solamente a Treviso, per così dire, da Zaia, e spesso in alcuni casi addirittura le scoprivano dai giornali, se non dalla televisione. Ma Luca Zaia è stato un presidente amato dai veneti, e penso che i veneti abbiano apprezzato non solo la sua capacità di essere collegiale, non solo nei confronti della giunta, ma anche nei confronti della volontà dei cittadini, perché poi conta anche quello, e quindi credo che sia un modello amministrativo da rispettare e soprattutto da confermare. Sicuramente ci sono dei tavoli politici come c'erano prima, e su quei tavoli ovviamente anche in giunta, in consiglio si prenderanno le decisioni. Voglio dire, i numeri sono questi, è chiaro che ovviamente faremo le scelte migliori, c'è una rappresentanza in consiglio chiara e quindi cercheremo di trovare le soluzioni migliori, come è giusto fare quando si fa amministrazione. Ultima domanda, qua sono a posto. Lei sarà presente spesso in aula, sa che si dice a Zaia, veniva molto raramente, era il presidente di regione che si presentava di meno in assemblea. Ma io sarò presente in aula, in ufficio, al lavoro per i veneti. Credo che questo sia fondamentale, come era già stato fatto prima, sarà fatto successivamente, e io sarò al servizio dei veneti. Sono qui e sarò qui nei prossimi giorni, la prossima settimana, insomma. Amministrare significa fare questo. Perfetto. Queste le dichiarazioni che arrivano dal presidente Stefani. Ieri c'era un'atmosfera da primo giorno di scuola per i neoeletti consiglieri regionali, soprattutto per chi era all'esordio naturalmente. Ci sono stati anche dei ritorni. Accreditamento per gruppi, per componenti politiche, e dunque si è iniziato con la Lega. Andiamo a vedere e a sentire chi hanno intercettato Valentina Visentin e Lucio Zanato. La prima ad arrivare con un motoscafo tutto al femminile è l'ex vicepresidente della regione Elisa De Berti. Sorrisi e strette di mano con gli addetti all'accoglienza ufficiale davanti alla statua del Leone di San Marco all'ingresso del Consiglio regionale. È una Venezia romantica, avvolta nella nebbia, quella che saluta i nuovi consiglieri regionali. Per molti di loro è la prima volta a Palazzo Ferrofini, come le neoelette padovane Giorgia Bedin, sindaca di Monselice, ed Eleonora Mosco, fresca di dimissioni da consigliera provinciale. Il mio cuore è un po' diviso, nel senso che sono felice per il successo e per aver dato un'opportunità al territorio che rappresento, quindi la Bassa Padovana, di avere finalmente un consigliere regionale eletto dopo 10 anni. Dall'altra parte però insomma dovrò a breve lasciare il mio ruolo di sindaco, e quindi questo insomma mi dispiace. È una grande emozione, ma anche insomma un grande senso di responsabilità nel sapere che si insomma affronta una nuova esperienza istituzionale al servizio come sempre dei cittadini. Nuovi ingressi e vecchi ritorni nella sede del Consiglio regionale, che ha accolto la prima parte dei 51 eletti della 12ª legislatura. Nutrito anche il gruppo dei trevigiani in quota Lega. No, assolutamente a piedi, perché poi non faceva neanche tanto freddo, e allora abbiamo visto quanto bella è Venezia. Un ritorno in Consiglio regionale? Ma sì, sono anche un po' emozionato perché era tanti anni che mancavo, però vedo che è rimasto tutto più o meno come l'avevo lasciato. Ritorno in Consiglio regionale, sono contenta e soprattutto dell'affetto dei cittadini che hanno dato il consenso, e sicuramente sarà un buon modo per lavorare bene nei prossimi 5 anni. Papabile di assessorato, Sono scelte del presidente Alberto Stefani. Io spero di poter portare quello che è stato il mio lavoro in questo periodo, e quindi legato a quelle che sono state le tematiche che abbiamo affrontato con i colleghi territorialmente. E il Piave. Sicuramente anche quello è un tema importante. La giornata è dedicata alle operazioni di accreditamento, con la consegna delle strumentazioni, le incombenze burocratiche e le foto di rito. Per la veneziana Rosanna Conte, una prassi nota e già sperimentata a Bruxelles. Si sente l'emozione, si respira già l'aria di squadra, di sintonia anche con i colleghi. L'atmosfera è quella del primo giorno di scuola, in attesa del primo appuntamento lunedì, quando
ci sarà la prima seduta che sancirà l'insediamento del Consiglio regionale alla presenza di Alberto Stefani e nell'occasione si conoscerà anche il nuovo presidente. Tra i neoconsiglieri anche l'ex presidente Zaia, curioso di fare in Consiglio un'esperienza sotto un'altra veste, quella appunto del consigliere. Come ci si sente? Bene, perché dovrei sentirmi come? Insomma, voglio dire, ci passa da Palazzo Balbi a Palazzo Ferrofini. Beh, questo è un bel segnale, no? Bisogna anche, come si può dire, lasciare spazio ovviamente alla democrazia, che prevede che ogni tanto si facciano anche le elezioni, visto considerato che qualcuno sosteneva che qua non si facessero mai le elezioni. E del resto oggi c'è una bella esperienza, che è quella di provare a fare anche, diciamo, quella parte legislativa che prima non facevo, perché ricordo che il consigliere regionale, ricordiamo ai cittadini, fa le leggi che poi vengono poi gestite dalla regione. Passo spedito, pronto per la foto di rito e la burocrazia, anche se è difficile, cerca di mischiarsi ai nuovi consiglieri, ma il consigliere regionale Luca Zaia ancora viene chiamato da tutti presidente. Buonasera. L'arrivo di Zaia a Palazzo Balbi segue quello di tanti ex assessori della sua giunta, tanti quelli che sanno già di rimanere consiglieri come Roberto Marcato e Cristiano Corazzari. Non ne ho la più pallida idea, mi auguro solo che siano nomi all'altezza delle aspettative dei veneti e che Alberto non si faccia condizionare da destra a sinistra, ma faccia delle scelte solo per i veneti. Per me sarà l'occasione per approfondire le tematiche legate al territorio, con particolare riferimento al mio territorio di provenienza, il Polesine, che saranno dibattute e decise nell'interno delle varie commissioni. Penso a temi importantissimi come la sanità e il sociale. I nomi del Toto Giunta impazzano, i rumors che si fanno insistenti sembrano confermare un tecnico alla sanità, mentre tra i quasi certi c'è Valeria Mantovan di Fratelli d'Italia, l'istruzione e lavoro. Poi decideranno le segreterie in comune accordo col Presidente, però già è una grande emozione oggi essere qui, perché io sono stata nominata un anno fa in giunta e entrare qui da eletta prima in Consiglio e poi insomma staremo a vedere, è davvero una grande emozione. Anche il veneziano Francesco Calzavara è dato tra i papabili in giunta. Siamo tranquilli. Sta decidendo Stefani? Io credo di sì, insomma, mi pare di capire che lunedì c'è il Consiglio, credo che sarebbe giusto arrivare in Consiglio regionale anche con la nuova giunta. Il suo nome però insieme a quello di Valeria Mantovan è quello dato tra i più papabili per un rientro a Palazzo. Appunto, di solito si entra a Papa e si esce qualcos'altro. Nomi che si rincorrono come quello di Sonia Brescaccin, Filippo Giacinti e Dario Bond, a svelarlo il presidente Alberto Stefani, forse già nelle prossime ore, entro lunedì sicuramente, prima della prima seduta del Consiglio regionale. Prima di chiudere vi segnaliamo un importante incontro che vedrà protagonisti ben due ex ministri del lavoro, che si svolgerà alle 18 a Palazzo Giacomelli a Treviso. L'evoluzione del rapporto tra capitale e lavoro è il tema dell'incontro promosso alle 18 dall'Associazione Treviso Cultura. Saranno presenti Tiziano Treu e Maurizio Sacconi. Il primo parlerà di partecipazione e tecnologie, il secondo di partecipazione lavorativa ai tempi dell'intelligenza artificiale. Interverranno anche Giuseppe Milan, presidente di Fondazione Capitale e Lavoro, e l'ex dirigente generale del Ministero del Lavoro Sergio Rosato. A moderare l'incontro, come detto a Palazzo Giacomelli, sede degli industriali a Treviso, il presidente di Treviso Cultura ed ex procuratore capo di Treviso Antonio Foiadelli. L'ingresso è libero. A me a questo punto non rimane che ringraziarvi per averci seguito, ringraziare in regia Francesca Pezzo e Italo Morao. Appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera e poi a Focus col nostro direttore Luigi Baccialli in prima serata. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.